24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Se in Europa nei primi 3 mesi di quest'anno la media dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione è stata di 65 giorni, in Italia è quasi 3 volte superiore, per la precisione 180 giorni. Purtroppo, secondo la CGIA di Mestre, le note dolenti non finiscono qui. Dall'elaborazione su dati Intrum Iustitia a preoccupare le aziende private che lavorano con lo Stato o con gli enti pubblici sono anche i ritardi medi di pagamento. Sempre nei primi mesi di quest'anno, a livello europeo, è la Grecia a registrare il ritardo più elevato, 114 giorni, subito dopo viene l'Italia con 90 giorni. Se in queste ore il governo Monti sta sbloccando una parte dei 70 miliardi di euro di debiti che lo Stato ha accumulato in questi ultimi anni nei confronti delle imprese private, commenta Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIA, rimane comunque da fare un altro passo molto importante. Mi riferisco alla necessità di recepire quanto prima la direttiva europea contro i ritardi. Non sono contrariato, ma sorpreso dalle valutazioni emerse in sede di commissione consigliare congiunta sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea. Ad affermarlo è l'assessore al bilancio della Regione del Veneto Roberto Ciambetti, a proposito degli allarmi riecheggiati da Palazzo Ferrofini. Voglio rassicurare tutti, precisa l'assessore, e sgombrare il campo da dubbi e preoccupazioni ingiustificate. La Regione del Veneto non corre alcun rischio di perdere le risorse comunitarie assegnatele. È del tutto destituita di fondamento l'ipotesi che la nostra Regione non riuscirà a utilizzare i fondi dell'Unione Europea. Il Patto per lo sviluppo del Veneto è uno strumento efficace e costituito su basi solide, forte di una programmazione rispettosa delle scadenze sulla spendibilità dei finanziamenti disponibili. Scadranno il 29 giugno prossimo i termini per la presentazione delle domande di finanziamento all'organismo pagatore AVEPA per i cosiddetti investimenti non produttivi previsti dalla misura 216 del programma di sviluppo rurale del Veneto. È quanto prevede il bando relativo a questo genere di iniziative, il cui obiettivo, ha ricordato l'assessore regionale all'agricoltura Franco Manzato, è di sostenere azioni di tutela delle acque, della fauna, della biodiversità e del territorio nell'ambito del miglioramento complessivo dell'ambiente e delle zone di campagna. Per questa misura il regionale bando ha attivato 5 azioni, mettendo a disposizione aiuti per complessivi 12.600.000 euro. Tra queste, ha fatto presente Manzato, di particolare importanza è l'azione 6 per il recupero naturalistico dei territori montani a rischio di abbandono. A Santa Maria di Sala, presso lo stabilimento veneziano della Safilo, le prime assemblee tra lavoratori e sindacati. È venuta fuori una tensione pazzesca, i lavoratori sono molto preoccupati, confermiamo le 4 ore di sciopero per il 21 e con presidio davanti alla sede di Padova. E 1000 esuberi sono tantissimi, troppi, non ci stiamo e vogliamo discutere di un piano industriale credibile. L'estate è ormai alle porte e la voglia di vacanze si fa sentire più forte che mai. In barba alla crisi dunque e via con la ricerca della meta ideale. Che si tratti di giovani o adulti, di studenti o lavoratori, la storia rimane la stessa. Si cerca di risparmiare un po' con gite fuori porta e brevi fughe nel weekend, optando per offerte low cost e viaggi last minute. Vado una settimana a Praga e poi vediamo, volevo rimanere in Italia sempre se trovo qualcosa di offerte buone e più che altro l'accoglienza, è quello che mi interessa, prezzo e accoglienza. Quest'estate si lavora, tutta l'estate, se si riesce a trovare un buchetto tra fine esami e inizio di lavoro si fa qualcosa, altrimenti niente. Abbiamo una casa al mare solo per quello e quindi andremo al mare a Porto Santa Margherita. Toccata e fuga comunque perché non è periodo. Devi andare in Grecia, vogliamo un attimo capire che cosa succederà adesso che sta uscendo dall'Unione Europea, sarà sicuramente in giugno fuori dalla stagione di agosto per spendere anche qualcosina meno.
Ma nonostante tutto l'italiano non rinuncia al piacere di viaggiare, in Italia, all'estero, al mare o in montagna. L'importante è evadere dalle abitudini e concedersi un po' di meritato riposo con la famiglia o gli amici. Voragine Slot Machine, i gestori delle macchinette da gioco devono 89 miliardi di euro di sanzioni allo Stato. Ma nessuno osa seguire le indicazioni della Corte dei Conti, tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.